Chi usufruisce del reddito di cittadinanza dovrà prestare la sua opera lavorativa in cambio del beneficio ricevuto. I beneficiari del reddito di cittadinanza possono così, in cambio del sostegno economico ricevuto, prestare un'attività lavorativa in favore della comunità alla quale appartengono. Anche il Comune di Agrigento si è attivato in questo senso rendendoli operativi, con una interlocuzione con l'assessorato regionale al lavoro d'intesa con il dirigente generale dei servizi sociali Gaetano Di Giovanni hanno sbloccato la situazione. Così sono stati elaborati dei progetti che coinvolgono gli assessorati del Comune di Agrigento approvati dalla Giunta Miccichè. Sostanzialmente la questione è semplice, noi abbiamo attivato con delibera di Giunta, abbiamo chiesto al dirigente di fare questo con atto di indirizzo ben preciso, l'attivazione dei PUC, che sono progetti di pubblica utilità, che sono delle situazioni che comunque erano obbligatorie rispetto alla nascita del reddito di cittadinanza stesso, che comunque prevedeva già nel lontano 2019 alcune iniziative che doveva mettere in campo il Comune per far sì che si attivasse progetti di pubblica utilità proprio, in modo tale che i soggetti percettori di reddito di cittadinanza residenti nel Comune di Agrigento potessero, attraverso questa prestazione gratuita da offrire al Comune tramite diciamo, l'indennizzo del reddito di cittadinanza, comunque offrire proprio questo servizio e dare così alla città l'opportunità di avere diciamo, una serie di azioni che potessero portare alla risoluzione di problematiche. Mi riferisco a quello che potrebbe essere la pulizia generale, al verde pubblico, al decoro urbano, comunque iniziative che insieme al dottore Vaccaro abbiamo messo in campo con dei progetti ben precisi, presentati con delibera di Giunta e che a breve dovrebbero ricevere poi l'ok da parte della Regione e far sì che attiviamo il prima possibile questa possibilità e opportunità, non solo per la città ma anche per coloro che sono percettori del reddito di cittadinanza, perché si restituisce dignità a soggetti che in un certo senso hanno e ottengono un beneficio, una prestazione da parte dello Stato e quindi si rendono proprio utili per la città e per il contesto cittadino. Avete fatto una stima di quanto saranno i fruitori di questo servizio? Allora, sostanzialmente noi abbiamo fatto progetti per circa 250 persone. Noi nel tessuto sociale cittadino parliamo di numeri molto ben più alti, perché ad Agrigento città e nelle frazioni parliamo di numeri circa di 2000 percettori di reddito di cittadinanza. Ovviamente i progetti che devono passare da un vaglio di accoglimento da parte di quello che poi è il finanziamento destinato ai PUC è disciplinato da quelle che sono le dinamiche anche distrettuali, cioè tutti i comuni che fanno parte del distretto sociosanitario e che hanno presentato progetti, e quindi lì, una volta definito il totale dei progetti stessi presentati da tutti i comuni, ogni comune potrà usufruire di determinati progetti. È ovvio che non ci fermeremo qui, cercheremo di dare sempre più possibile spinta a questo tipo di iniziative, perché sono delle iniziative che vanno nell'interesse collettivo della città, ma ripeto, sono delle iniziative che restituiscono dignità ai soggetti che sono percettori del reddito di cittadinanza. Assessore, abbiamo notizia di una difficoltà da parte delle amministrazioni pubbliche in Sicilia a spendere il bonus spesa. I cavilli procedurali sarebbero tanti, insomma questo bloccherebbe l'erogazione verso quella gente che ne ha bisogno. Ad Agrigento com'è la situazione? Allora, la situazione è molto semplice. Dal mio insediamento avevo trovato una situazione di stallo. Fortunatamente abbiamo attivato immediatamente gli uffici dei servizi sociali, a cui va il mio ringraziamento, e abbiamo erogato attraverso delle iniziative di buoni spesa regionali prima e delle altre iniziative del terzo pilastro dopo, abbiamo erogato quasi 300.000 euro di buoni spesa. Questi cavilli burocratici che in un certo senso ostruiscono l'erogazione e quindi la distribuzione dei buoni spesa, tramite un'interlocuzione costruttiva avuto con l'assessorato regionale proprio nei giorni festivi del Natale, mi ha consentito e ha consentito agli uffici di avere delle idee maggiormente più chiare attraverso delle webinar che hanno dettagliato quelli che erano gli ostacoli e le problematiche, e credo che supereremo questi ostacoli. Noi, voglio ribadire e mettere a conoscenza la città che abbiamo erogato buoni spesa per circa 250.000 euro, un'ulteriore somma di 100.000 euro circa verrà erogata a giorni a tutti coloro che avevano presentato
l'istanza ma che non avevano ricevuto il beneficio proprio a causa di questi cavilli burocratici. Stiamo facendo il riesame delle pratiche, a giorni anche loro riceveranno questo beneficio del buono spesa, e poi una volta rendicontata la spesa chiederemo alla Regione Sicilia l'ulteriore somma che spetta ad Agrigento, sono circa 800.000 euro, e anche lì andremo a fare delle convenzioni con i tabacchi e con diciamo così, le attività autorizzate per il pagamento delle bollette, quindi comprendete bene che anche questo potrebbe diventare un'importante risposta. Ma non ci fermiamo qua, perché abbiamo ricevuto in questi giorni un'ulteriore somma da parte del Governo nazionale, sempre legata all'emergenza Covid-19, di 440.000 euro, e stiamo già lavorando ad un nuovo avviso per la distribuzione di quest'altro troncone di buoni spesa. È ovvio che è tutto un work in progress, stiamo attenzionando questa situazione perché siamo in emergenza, in pandemia, e quindi vogliamo essere sempre più vicini ai soggetti bisognosi e alle famiglie che veramente in questo momento stanno soffrendo questa difficoltà.